Siamo qui con Valentina dal Pozzolo al termine di una partita che come al solito, ha messo in campo qualità e intensità. Oggi gli spazi erano più ampi, gli esterni anche di difesa bassi, te e Sara avete avuto molto più spazio per salire e appoggiare la manovra offensiva. È mancato quel guizzo in più per chiuderla prima, per concretizzare il vantaggio procuratosi all'inizio del secondo tempo. Allora sì, come sempre i derby sono un misto tra cattiveria agonistica, si spera, ma non sempre, e emozioni e tutto. E sì, io e Sara abbiamo spinto parecchio oggi, è mancato quella finalizzazione che purtroppo ci ha fatto sbagliare una quindicina di gol davanti alla porta oggi. No, spesso chi crea più occasioni e poi non finalizza magari torna a casa anche con l'amaro in bocca o con una sconfitta addirittura. Oggi abbiamo rischiato parecchio e la fortuna ha voluto che comunque quel gol andasse dentro, per fortuna. Siamo qui con Marianna Fabruccio, vero e autentico motorino del centrocampo, chilometri percorsi anche oggi intorno ai 10.000 circa. E partita nel complesso positiva, i 3 punti sono stati portati a casa, secondo derby di fila vinto, quindi galvanizzate da questo duplice risultato positivo che comunque spalanca le porte ad una classifica che si spera sia sempre più in ascesa. Sì, dopo aver vinto la partita di domenica scorsa contro la capolista, ci siamo ripetute anche oggi. Sapevamo che poteva essere una partita con molte difficoltà, soprattutto galvanizzate dalla vittoria, e dovevamo rimanere concentrate. Abbiamo avuto qualche difficoltà, ma alla fine abbiamo portato a casa anche oggi questo derby.